Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme a parlare di un argomento che è via via sempre più importante, sono istanze anche urgenti da comprendere bene, quindi da capire, da interpretare e da vederne anche la valenza. Parliamo di immobili, parliamo di nuovi obblighi di adeguamento che, come tutti quanti voi ben sapete o avete sentito, arrivano dall'Europa. Ne parliamo con chi di immobili se ne intende, quindi con la FIAIP, in modo particolare FIAIP Padova qui presente con Barbara Manprin, presidente FIAIP Padova, grazie di essere qui con Buongiorno, noi, Elena, che rappresenta le nostre trasmissioni, ma questa volta abbiamo il piacere di avere anche Maurizio Torresan, presidente FIAIP del Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno. E non solo, avremo un collegamento con la FIAIP nazionale, il presidente nazionale Giambattista Baccarini, che si collegherà con noi. Allora, parliamo, anzi cominciamo con lei, facciamo un interscambio eccetera, perché comunque è uno spazio dedicato a Padova, ma sappiamo che Padova è emblematica, un po' molto centrale e rappresenta molte volte le istanze anche di carattere regionale. Qui comunque stiamo parlando anche di Italia, paese. È passata questa direttiva, ci direte voi nel bene e nel male che significato anche politico può avere, quindi chiedo anche questo tipo di vision a cui poi risponderà magari il Presidente nazionale, che implica che tipo di cambiamento sostanzialmente? Perché i cittadini non hanno mica compreso bene molto e tantomeno anche le tappe e le scadenze, quindi cosa vuol dire questi adeguamenti energetici? Allora, questa direttiva europea, che tengo a precisare che per il momento è solo una direttiva, non è ancora legge, l'iter parlamentare politico è ancora lungo, porta a portare tutti gli immobili entro il 2030 ad avere almeno una classe energetica E, ed entro il 2033 tutti gli immobili dovrebbero raggiungere la classe energetica C. Tenga presente, per poi arrivare nel 2050 ad azzerare appunto il consumo energetico. Tenga presente che questo è un obiettivo giusto al quale dobbiamo arrivare, perché è per il nostro bene, per l'ambiente che ci circonda, però è un obiettivo alquanto difficile da raggiungere per il personale in questi 10 anni, perché abbiamo circa 26.800.000 immobili da efficientare, noi abbiamo oltre 34 milioni di immobili in Italia. 26.800.000 sono esclusi da questa direttiva europea, tutti gli immobili a interesse storico che hanno un particolare valore architettonico, tutti gli immobili adibiti per esempio a locali di culto o che hanno delle destinazioni temporanee, tipo anche gli stabilimenti balneari o gli uffici istituiti nei cantieri. Fanno eccezione anche tutti gli immobili che sono all'interno di aree tutelate, protette, e anche tutti gli immobili residenziali che non vengono abitati per un periodo superiore ai 4 mesi all'anno. Quindi casa vacanze, insomma. Casa vacanze, casa marmora, però insomma è un obiettivo importante. Allora Presidente, perché ne è coinvolta FIAIP? E quindi qua viene di riflesso, che cos'è la FIAIP? Sì, certo. Tanto a livello provinciale, territoriale, poi ovviamente anche a livello regionale. Allora, FIAIP è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. FIAIP è un'associazione di categoria che è nata per assistere, aiutare, voglio dire, l'agente immobiliare nello svolgimento della propria professione, e noi siamo presenti a livello nazionale, la maggiore, diciamo, associazione di categoria a livello nazionale degli agenti immobiliari. È presente a livello nazionale, ma poi è presente soprattutto in modo molto più capillare a livello regionale e soprattutto provinciale, per cui noi FIAIP la troviamo anche presente nelle 104 province dell'Italia. Diamo una mano, aiutiamo l'associato, quindi l'agente immobiliare, nello svolgimento della propria professione in maniera più professionale possibile, perché per noi la P di professionalità è un acronimo molto importante, ma soprattutto in questo momento stiamo cercando di raggiungere molto anche l'utente, quindi far capire all'utente l'importanza di rivolgersi ad un agente immobiliare professionale nel momento in cui si accinge ad vendere o acquistare un immobile.
C'è un albo? Perché la domanda frequente da parte di tanti cittadini è la riconoscibilità. Io come faccio a sapere che quella persona che si trova in quell'ufficio è un agente serio che ha magari un suo codice deontologico? Ci spiegherete voi se c'è o non c'è questo codice deontologico, se ha degli obblighi, se ha c'è una serie di norme che deve rispettare, e se c'è un albo in qualche modo, quindi se voi come associazione, come FIAIP, in qualche modo potete fare un po' come gli ordini professionali, da referenti quando le cose non vanno troppo bene. Purtroppo in questo momento un albo non esiste, non c'è soltanto un'iscrizione in Camera di Commercio, però la domanda è interessante e molto pertinente. Noi diciamo sempre al cliente che entra in un'agenzia immobiliare di chiedere se il suo interlocutore, se l'agente immobiliare col quale parla e fa una transazione, una trattativa, è realmente un agente immobiliare, altrimenti la persona non ha diritto alla mediazione. Come diceva la Presidente Barbara Manprin, FIAIP vuole tutelare il cliente finale, e per noi è importantissima la professionalità e la preparazione a questo lavoro, perché per diventare agenti immobiliari è anche semplice: fai il tuo corso, superi l'esame, anche se è difficile, diventi agente immobiliare, ma poi la legge non ti dice come espletare, come fare il tuo lavoro ogni giorno, quindi la FIAIP ci tiene tantissimo a veramente far diventare gli agenti immobiliari professionali, esprimendo una serie di servizi e di strumenti che sono utili all'agente immobiliare, ma per tutelare sia il cliente che vende, sia il cliente che va a comprare un immobile. Quindi è importantissimo affidarsi a un professionista. Quindi la serietà, vero anche Presidente, è qualcosa fondamentale, professionalità, formazione, adeguamento, ci sono tante di quelle norme da conoscere che è da restare allibiti rispetto a una volta, quindi la serietà vuol dire anche continuamente aggiornarsi. Beh, questo assolutamente, noi ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate, forse nella prima Elena, ed è diventato in questo momento, siccome la nostra preparazione deve essere una preparazione a 360 gradi, e non è più, diciamo, la preparazione che poteva avere in qualche modo il sensale di una volta, perché l'agente immobiliare è nato come sensale, no? Non c'erano obblighi. Nell'89 la legge 39 dell'89 ha regolato come diventare agenti immobiliari, quindi c'è tutta una procedura, bisogna fare come l'abbiamo già detto, però lo ripetiamo perché è fondamentale anche per chi oggi ci vede, bisogna iscriversi ad un corso di 100 ore, qui in Veneto sono 100 ore, finito il corso c'è il superamento di un esame alla Camera di Commercio, prima uno scritto e poi il superamento dell'orale. Dopodiché ci si può iscrivere e quindi aprire una partita IVA, e si avrà un codice Ateco che per noi è il codice Ateco, è il 6831. Quindi è un'iscrizione REA in Camera di Commercio, ed è importante sapere che l'iscrizione deve essere il 6831. Per noi è assolutamente ed è importantissimo, soprattutto negli ultimi anni, proprio per tutti questi adempimenti che noi abbiamo e tutti questi cambiamenti che stiamo subendo, voglio dire, quotidianamente, da normative e balzelli che ci sono in continuazione, e dobbiamo quindi essere aggiornati. Quindi il nostro compito di FIAIP è quello di oggi qui a Padova siamo circa 250, voglio dire, associati con relative persone che lavorano all'interno delle agenzie. È assolutamente importante rivolgersi ad un agente immobiliare professionale, quindi una persona molto preparata, ed è ciò che noi cerchiamo di fare con la formazione quotidianamente nella provincia di Padova. Certo. Abbiamo adesso in collegamento il Presidente nazionale. Presidente, ben arrivato. Sì, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, a questo punto estendo, se in qualche minuto riesce a dare un po' l'opinione anche politica di FIAIP nazionale relativamente alla domanda che avevo posto inizialmente al Presidente regionale Veneto, ovvero in che posizione vi ponete nei confronti del recepimento da parte dei Paesi membri, quindi anche dell'Italia, di questa nuova direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici. Come vi ha
accolti e che cosa auspicate poi tra l'altro che il governo possa fare, perché ogni governo avrà delle modalità proprie nell'attuazione, nell'emanazione anche delle normative. Che tipo anche di interventi, di ingerenze potete avere con il governo, come, essendo la principale associazione di settore? So che la domanda è molto stessa, però qualche minuto se riesce a fare sintesi chiara per i nostri telespettatori. Beh sì, la nostra visione è molto chiara, cioè per noi è giusta la finalità ma sbagliata la modalità. Molto semplicemente è chiaro che tutti noi desideriamo avere delle case efficientate, quindi meno energivore e più moderne, che impattano meno nell'ambiente in termini di emissioni di CO2, quindi tutte cose molto positive e condivisibili. È il modo con cui l'attuale impostazione europea vuole obbligare una gran parte dei cittadini italiani a spendere soldi senza, diciamo, metterli nelle condizioni di poter effettuare questi investimenti virtuosi. Ecco, secondo noi è una modalità, è un approccio coercitivo, obbligatorio, sbagliato, mentre noi pensiamo che sia opportuno un approccio di accompagnamento, di supporto del cittadino in questo virtuoso percorso di efficientamento energetico. Abbiamo presentato un documento al Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Pichetto Fratin e anche alla relatrice italiana, la relatrice ombra del provvedimento in Europa, che è l'onorevole Tovaglieri, e quindi abbiamo un'interlocuzione diretta ovviamente con gli europarlamentari sia del Partito Socialista che del Partito Popolare Europeo, e in questo documento abbiamo fatto 3 proposte, 3 correttivi, perché voi sapete che siamo arrivati alla fase finale del trilogo, cioè del negoziato finale, quindi c'è ancora uno spiraglio di possibilità per riuscire a ottenere dei correttivi. Uno l'abbiamo già ottenuto, che è quello di avere un sistema di esenzione deroghe più ampio rispetto a quello che era nell'impostazione iniziale. Gli altri 2 correttivi sono quelli di prevedere per ogni Stato membro la possibilità di introdurre degli incentivi fiscali strutturali, cioè permanenti, fino al raggiungimento di obiettivi energetici prefissati. L'altro correttivo sarebbe quello di avere una gradualità percorribile, cioè inserire delle soglie di attenuazione in questo percorso di efficientamento con un allentamento dei limiti temporali, perché arrivare al 2030 e al 2033 è praticamente domani, e quindi è opportuno che ci siano diciamo degli allentamenti appunto temporali, e soprattutto essere messi, come dicevo prima, nelle condizioni economiche, perché finanziariamente secondo noi dovrà essere coperto poi questa possibilità di avere incentivi fiscali fino a che non si raggiungono gli standard energetici prefissati, devono essere coperti finanziariamente da un fondo energetico europeo. Quindi abbiamo delle idee abbastanza chiare, delle proposte piuttosto definite che sono attualmente all'attenzione. Ripeto, una è stata già recepita, le altre speriamo che vengano recepite. Ma è solo l'Italia che si trova in questa situazione particolare, dove la maggior parte delle case sono di proprietà di singoli individui, di famiglie, oppure ci sono altri paesi che sono in situazioni analoghe? Per esempio sappiamo la Germania, in Germania è molto diverso, tante persone sono in affitto ma hanno redditi diversi, ci sono società che hanno in proprietà tantissimi immobili, possono anche permettersi certi interventi. Da noi è tutta una forma diversa. Ci troviamo in buona compagnia o siamo isolati in queste richieste? Allora, il paese più vicino a noi è la Spagna, dopo di noi, e anche la Grecia in parte ha una condizione dove c'è una buona propensione all'acquisto dell'immobile, ma noi abbiamo sicuramente un contesto unico, diciamo, perché l'80% delle abitazioni sono di proprietà appunto di chi le abita, l'80% del nostro patrimonio immobiliare nazionale è nelle ultime 3 classi energetiche, il 60% nelle ultime 2. Abbiamo tantissimi immobili storici, ma non solo storici inteso come vincolati dalle belle arti, ma anche e soprattutto datati, che sono altrettanto belli, diciamo, rispetto a quelli vincolati alle belle arti, ma ed è una delle esenzioni che abbiamo ottenuto, perché prima tra le esenzioni c'erano solo i beni vincolati dal Ministero delle Belle Arti. Quella che abbiamo chiesto noi è di estendere le esenzioni invece a immobili datati, cioè costruiti fino e sarà lo Stato italiano a dover stabilire che data inserire. Per esempio potrebbe essere fino al 1950. Abbiamo tantissimi immobili costruiti, diciamo, fino al 1950 che dovrebbero essere esenti da questi vincoli, da questi obblighi di rendere l'immobile meno energivoro, che ripeto è una cosa virtuosa, ma già molte persone hanno i mutui, sono già in condizioni economiche, diciamo, con l'inflazione, con i rincari energetici, in criticità, e più devono essere obbligate a spendere dei 20-50 mila euro per efficientare gli immobili. È chiaro che, diciamo, sono in una condizione che lo Stato italiano deve porre tutti noi nelle condizioni di poterlo fare, questo percorso, ripeto, virtuoso. Non vogliamo creare terrorismi o allarmismi, anzi vogliamo dire che
riteniamo che già gli allentamenti ottenuti e prima che poi entri in attuazione questi vincoli si passerà almeno 2 anni e riteniamo che poi quando sarà l'Italia a recepire queste indicazioni europee saranno contestualizzate in base alle specificità del nostro territorio e noi faremo la nostra parte come federazione. Per quel che riguarda la vostra associazione di categoria, questo intervento normativo italiano che dovrà avvenire, questo recepimento di direttiva, è peggiorativo o migliorativo per quel che riguarda proprio voi, quindi chi dovrà occuparsi comunque un domani sempre della vendita degli immobili, dell'alienazione, quindi da fare da interfaccia, oppure della locazione, e quindi qua mi collego alle eventuali sanzioni? Ma noi quello che sosteniamo è semplicemente che è sbagliato, come dicevamo, l'approccio, quindi il prevedere degli obblighi in tempi stretti, perché ripeto, tutti desideriamo avere case appunto meno energivore e quindi anche più belle, perché poi si va a contribuire al decoro urbano, si va a inquinare meno, quindi sono tutti elementi di grande positività, quindi questa può essere e sicuramente va vista come una straordinaria opportunità, come un'accelerazione, diciamo, in questo processo virtuoso di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale. Però chiaramente, ripeto, dobbiamo solo essere messi nelle condizioni di poterlo fare, ci stiamo lavorando e credo che riusciremo a farlo, e per noi agenti immobiliari credo che sarà un elemento commerciale da considerare. Oggi arrivano clienti in agenzia che iniziano a dire, a voler trattare nel prezzo, perché se la casa è nelle ultime 3 classi energetiche dicono ma magari nel giro di qualche anno dovrò spendere 10, 20, 30 mila euro, allora mi deve trattare meglio il proprietario nel vendermi la casa. Attenzione, perché primo elemento, l'ubicazione, cioè dov'è la casa, e la tipologia, cioè se a me serve un 3 camere da letto perché ho 2 figli, non comprerò mai un monolocale. Quindi questi 2 elementi rimangono in assoluto gli elementi più importanti a livello commerciale che fanno prezzo. Poi sicuramente l'aspetto di avere una casa più efficientata energeticamente ha un suo peso, lo avrà sempre di più, però oggi è troppo presto e soprattutto non può essere oggi una leva commerciale, perché, ripeto, ci saranno tempi lunghi per il recepimento e soprattutto le modalità con cui verranno recepite, secondo il nostro punto di vista, saranno tali che ci consentiranno tutti di poter attuare questo miglioramento energetico delle nostre abitazioni. Perfetto, lei già ha anticipato un'altra domanda che l'avrei fatto, che era quella del valore dell'ubicazione dell'immobile, quindi abbiamo visto che certe città come Milano e altre conta tantissimo dove è posizionato l'immobile, i servizi circostanti eccetera, come primo elemento di scelta. Non solo a Milano, direi dappertutto, cioè se lei pensa, facendo finta che un cittadino entri in agenzia, la prima cosa che chiede nel cercare una casa pensa a dove comprarla, perché se io lavoro vicino al tribunale e voglio una casa vicino al tribunale, al di là delle classi energetiche, voglio in quella zona, oppure perché ho i genitori vicino, i nonni, cioè l'ubicazione rimane l'elemento più importante, assimilato alla tipologia, come dicevo prima, perché è chiaro che se uno ha appunto 2 figli è impossibile che mi vada a cercare un monolocale o un bilocale, ma vorrà appunto acquistare un 3 camere, quindi dobbiamo stare molto attenti a non come dire, creare delle false aspettative nell'utenza, nei cittadini, nel voler o nel pensare che oggi entrano in agenzia e dicono voglio una casa in classe A, anche perché attenzione, la casa in classe A ha tantissime cose positive e vantaggi, ma ovviamente costa di più, cioè ci sono ovviamente voglio dire ci sono elementi e contrappesi a livello commerciale che noi agenti immobiliari siamo ben consapevoli. Certo, la ringrazio tantissimo Presidente, siamo arrivati alla pubblicità, se vuole restare con noi a noi fa estremamente piacere, poi magari potrebbe fare anche un ulteriore intervento oppure una domanda da parte dei nostri ospiti qualificati. Restate con noi, pubblicità qualche secondo.